Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Corbola, siamo qua nel Palazzetto dello Sport con Vilma Santin e la sua gentile ospite che dopo ci presenterà per un progetto interessante. Che progetto è, Vilma? Allora, è un progetto europeo che si chiama Echo Sounds of Europe, che è partito nel 2018, però purtroppo è stato interrotto a causa Covid e adesso siamo riusciti a farlo ripartire con diciamo un pochino in versione limitata, più limitata, ma sta andando benissimo e stiamo ospitando qui le delegazioni della Repubblica Ceca e del Portogallo che insieme a noi stanno facendo questo progetto, che è quello di creare un'orchestra europea. Diciamo che è il seguito di un progetto uguale che abbiamo già realizzato 4 anni fa e che è andato veramente molto bene e ha visto anche uno spettacolo qui al Teatro di Adria. E tutta la settimana ci vede impegnati, quindi noi stiamo lavorando con i nostri colleghi ed è veramente una grande esperienza per i ragazzi che stanno ospitando questi ragazzi nelle loro famiglie, quindi le famiglie sono molto collaborative, molto coinvolte, ma tutta la nostra scuola sta partecipando perché abbiamo un coro molto numeroso e molti strumenti, i nostri più quelli dei nostri colleghi, quindi è un'esperienza che ci richiede un lavoro prima, ognuno nel nostro paese. Ci siamo preparati gli stessi brani, sono brani di tutti i nostri paesi coinvolti e brani in inglese che abbiamo creato per l'occasione, e avremo lo spettacolo giovedì che saremo ben felici di fare tutti insieme. Nella prima versione ho fatto io da coordinatrice, la seconda, il prosieguo, come coordinatrice è la mia collega che adesso vi presento, si chiama Olga. Okay, thank you. We are really happy to be here. It's our final meeting of the final project, and we are very grateful for our Italian hosts to have us, and we are really grateful to families to have our children at home, and we really are happy that the music are like connecting all the countries together, especially after very difficult 2 years of COVID here. So thank you all, and we hope that you will enjoy the concert. Thank you. Ecco, io ci aggiungo thank you, poi faccio spiegare da Vilma. Ok, allora ringrazio tutta la comunità per l'esperienza che stiamo vivendo assieme e sottolinea l'importanza di questa esperienza, che la musica ci permette un collegamento, una condivisione di obiettivi che insomma ci vede veramente tutti accomunati. Sempre un piacere, una soddisfazione vedere suonare i ragazzi giovani così insieme da diversi paesi, senza barriere soprattutto, e quindi è una gioia immensa. Difficile coordinarli perché sono tanti, però sempre tanta soddisfazione immensa.